4 vecchie ruote, un'idea e un pizzico di avventura. È così che abbiamo deciso di partire, sprovviste di vestiti eleganti e facili comodità. Un viaggio on the road, dove sai che ci saranno deviazioni e incroci. Siamo andate un po' controcorrente. Abbiamo barattato Instagram con tutti quei luoghi spettacolari in cambio di un po' di benzina e una mappa per andarli a vedere davvero. Ci siamo ritrovate a casa, pur non avendone una. Ci siamo sentite più vicine mentre andavamo sempre più lontano. Quando sei sulla strada, capita di incontrare luoghi sconosciuti. Eppure sembra quasi che ti appartengano, che tu li conosca da una vita. A volte capita così anche con le persone. E a chi prima mi diceva che non avrei potuto conciliare la mia sete di conoscenza con la mia idea di libertà, adesso rispondo che basta essere disposti a crederci. Insomma, se me lo avessero detto prima, avrei avuto dei dubbi. Ma se ora mi chiedessero di fare un viaggio all'insegna della cultura, capirei che non si tratta affatto di una gita scolastica. Ho trovato qualcosa che va al di là dei libri e dei social network. Ho scoperto il coraggio, l'amicizia sincera e quei luoghi unici che sanno attraversarti e renderti diversa. Penso finalmente di aver trovato la mia via per la felicità.